321. Scusi, Patrizia News. Sempre la solita E allora storia. rispondi, che cosa abbiamo di prezioso in Italia? Ma il cibo, secondo me. Ma che cibo? Non solo il cibo, ma abbiamo tutto l'aspetto dell'arte, del certo. paesaggio, Sì. dei luoghi, dei borghi, della vita, di quello che si mangia, si beve, si sta, insomma, ecco, è tutto questo. E naturalmente tutto questo è nell'Italia, ok, ma non solo nelle città d'arte, ma fondamentalmente nell'Italia diffusa. E naturalmente la Toscana in Oh, questo, lo sapevo, in questo senso è al centro appunto della Toscana diffusa, e Sì. sono andata a raccontare questo, e quindi il Mugello, il Casentino, cioè più diffuso di così, no? Luoghi particolari, il Parco del Casentino, gli eremi, per esempio quello di San Francesco, cioè della Verna, ma voi non mi aspettate, pieno di pellegrini così, di gente che fa Che trekking, lavoro! un posto meraviglioso, e poi anche Arezzo, quello meno conosciuto, insomma, i luoghi veramente interessanti che sono su italiaslotour.it, le nuove puntate. Anche Visit Tuscany, insomma, vabbè, lo trovate sui nostri canali, Esatto. eccetera, e niente, insomma, sono le nuove pillole video che lei ha fatto in Toscana. In Toscana. Per cui ci tiene moltissimo. E poi c'è la festa del Rinascimento. Questo dove? Questo no? in realtà sarebbe in Umbria. Ma Però insomma siamo lì, no? Siamo lì. sì. È la storia, ed è ad Acqua Sparta. Ecco, è una grande rievocazione storica con la 26esima edizione della festa del Rinascimento, dal 7 al 22 giugno. Bene. Il borgo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra cortei storici, spettacoli, gare. Ve la posso immaginare, dai, ma siamo pieni di queste robe qua. E poi c'è Eretiche Visioni, perché racconta il contrasto che c'è sempre stato fra scienza e fede, e quindi con la storia di Galileo Galilei, eccetera, eccetera. Insomma, il racconto di quello che siamo stati nei luoghi in cui tutto questo si è sviluppato, è nato, è andato avanti, È la nostra ha fatto diventare l'Italia quella che è. Comunque non lo dice, ma anche ci sono anche qua rievocazioni e sfide gastronomiche. Comunque vabbè, Certo. quindi www.ilrinascimentoadacquasparta.it. Adesso però fammi dire una cosa che mi Sì. sta molto molto a cuore. Sì? Sì, il Motor Valley Fest che torna a Modena dal 5 all'8 giugno. Questo Ah è beh, molto va bene. importante. Ho capito, il solito raduno di motociclette. Sì, è una cosa rivolta al futuro. Qua, Ah. in questo festival gratuito, si parla di innovazione, si parla di industria automotive, si scrive automotive, è inglese, 5.0, si parla di intelligenza artificiale, di connettività, sostenibilità, nuove tecnologie, autonomous driving, che questo sarebbe Cioè, che latino, sarebbe? latino e inglese, cioè le macchine che guidano da sole, Ah, per carità. no, è terribile. Comunque tutta roba del futuro, ma se io andassi Andrassi. andassi sì. con elettrone, farei una gran figurone. Cioè, il tuo elettrone sarebbe La la mia tua moto d'epoca trasformata in trasformata in elettrica. Avanti. elettrica. È tutto organizzato da È Regione già Emilia esplosa Romagna, 2 volte. Comune di Modena e il Me lo supporto dico, del Ministero degli Affari Esteri. Non è vero. non è Turismo vero. accessibile per tutti, ecco qui invece il discorso veramente interessante. Allora, è pronta da Village for All questa nuova guida all'ospitalità accessibile Italia-Croazia 2025, Sì. uno strumento essenziale per appunto poter viaggiare con tutta tranquillità, cioè possono viaggiare tutti, ma voglio dire, la comodità di avere certe facilitazioni è per tutti, per le donne con bambino, per le persone disabili, per le persone che hanno qualche problemuccio, eccetera, per te sicuramente. E poi ci sono Per me. guide in 16 regioni italiane e in Croazia, e quindi ci sono elencate 100 strutture affiliate a 44 destinazioni turistiche che riguardano appunto tutte le persone che hanno bisogno,
che sono tutti, di avere facilitazione nel camminare, nel muoversi. Ognuno ha la propria disabilità, questo è verissimo. Quindi Questo è il nuovo slogan. le guide sono in italiano e in inglese e si possono scaricare semplicemente gratuitamente. Il sito ovviamente è villageforall.net. Qui è molto inglese, si scrive Village for All. Vabbè, comunque lo trovate. Va bene. Torniamo comunque ancora al tema dell'overtourism, che a me sta a cuore. Allora, io vorrei stimolarvi a cercare delle vie particolari, degli itinerari particolari. Anche nei luoghi più affollati si possono trovare delle cose interessantissime, delle cose davvero che Per esempio, il Baccaro. Lascia stare, il Baccaro è un'osteria, adesso ci sono i Baccaro Tour eccetera, ma persino a Venezia, Baccaro è l'osteria veneziana, si possono trovare delle sorprese. E io per esempio, voi direte, sono andato al cimitero di Venezia. Cosa sei andato a fare? Ma a parte che è un luogo bellissimo, monumentale. In anticipo. Ma scema. Va bene, Vabbè, ma ho trovato una sorpresa bellissima. Guardate questo filmato. Al cimitero. Sì, vabbè, Venezia. Sono sull'isola di San Michele e siamo proprio qui di fronte a Venezia, di fronte alle fondamenta 9, e su quest'isola è successo di tutto. Con Napoleone è diventata il cimitero di Venezia, ma qui tutto è cominciato molto prima, attorno all'anno 1000. Non so se è San Romualdo, ma facciamo finta che sia San Romualdo, che è importantissimo perché è venuto qui su quest'isola in eremitaggio e ha fondato l'ordine dei Camaldolesi. Dopo il 1200 ci fanno un'abbazia. Nel 400 qui c'era un grande centro culturale, una scuola di grammatica, una biblioteca, però... Soprattutto San Michele diventa un centro cartografico, un genio, Fra Mauro. L'ha fatta lui, siamo nel 1450-1460, lui qui raccoglieva tutte le testimonianze dei monaci che venivano dall'Etiopia, aveva anche i resoconti di Marco Polo, insomma mette insieme questa che è, non so se è la prima, ma una delle prime mappe del mondo. Non è quella originale, però era uguale. Comunque per me qui l'interesse sta qua. In questa vigna assolutamente speciale che Yasra, iraniana, sta cercando di potare a modo suo. Qua per esempio partiamo da qua, divisi in due. Dobbiamo ragionare un po' come ragionano loro. Poi c'è anche Colin che è qui per ritrovare un po' di natura. Sono australiana, che è un paese nuovo, poter lavorare in un luogo storico con la cupola e la mappa di Fra Mauro mi commuove. Fanno parte di un'associazione no profit e con loro c'è un sacco di altra gente di tutte le nazionalità. Abbiamo un'americana, la Isabella. La serba, la gallina. La gallina, sì. una serba, la ungherese. Copriamo tutto il pianeta. Insomma, è Venezia, ragazzi. Venezia così ormai. Attira, coinvolge e seduce persone da tutto il mondo. Cioè, siete una capitale mondiale. La contraddizione che secondo me è lì, i due poli. Siete rimasti 50.000, che è un paese, scusate, è il quartiere di una grande città. E siete una capitale mondiale. Pare un controsenso. Ma a proposito, di che associazione stiamo parlando? Laguna del Bicchiere e le vigne ritrovate. E cosa fa? Com'è nata l'idea? Nel 2008 abbiamo saputo che i frati abbandonavano questo vigneto, la cantina, eccetera. E allora per averla dal comune in affidamento abbiamo dovuto creare l'associazione, quindi è dal 2008 che esiste Laguna del Bicchiere. E vi siete messi in testa di andare in giro per Venezia, recuperare le vigne abbandonate, e quindi riattivarle, e tra i vostri obiettivi appunto è ritrovare queste vigne nascoste e poi il recupero dei vigneti del centro storico. Certo, e recuperare e farne un vero e proprio luogo produttivo. Ma allora questo legame tra Venezia e le vigne, cioè se uno deve giudicare da turista, no?
pensa che a Venezia ci siano certo molte attrazioni, molti aspetti, ma non la vive come città anche agricola. Allora, ovviamente l'agricoltura era nelle isole e non nel centro storico. Nel centro storico però c'erano e ci sono ancora molti conventi. Quando facevano un convento, la prima cosa che mettevano era la vite e l'ulivo, i due simboli cristiani. E naturalmente qui a San Michele non c'è solo la vigna. E qui avete la cantina. Esatto, una cantina del 500 che noi abbiamo logicamente anche questa recuperata e che ci serve per la fermentazione di queste uve salmastre, uve salse. Si possono definire uve salse. Perché il clima, la terra, il sale, si sente anche nel vino, suppongo. Si sente nel vino, infatti chiamiamolo il suo terroir, è un terroir marino. È bello il terroir, che invece in realtà è, non lo so, un acquar, ma vabbè. Esatto. È sorprendente questa vigna del cimitero. L'ho detto, è bellissima. Va bene. Ma poi è il gruppo, la socialità, vabbè, lasciamo stare. Avete capito il significato di questa mia experience. Dai, salutiamo che abbiamo finito il tempo. In inglese. No? Beh, ormai l'ho fatto. Alla prossima.